Eccoci, un classico ormai il nostro appuntamento con il direttore di Libero Vittorio Feltri, che saluto subito. Buonasera direttore, ben arrivato. Buonasera, un saluto a tutti. Senti direttore, devi stare attento perché la presidenta della Camera Boldrini, visto che hai un piccolo busto del Duce in ufficio, te lo demolisce, perché ormai siamo all'assurdo. Giù Sì. I palazzi fascisti, che succede? Racconta. E poi c'è anche il rischio della galera perché l'onorevole Fiano, mi pare si chiami così, ha proposto una legge per vietare lo spaccio e il possesso di oggetti simbolici del fascismo, anche tutta quella pacottiglia che conosciamo, non so, gli orologi che hanno un quadrante recante la testa del Duce, oppure le bottiglie di vino sangiovese, che è anche modesto, con Mussolini in effigie sull'etichetta. Insomma, tutto questo è diventato un'emergenza per l'Italia, secondo il Partito Democratico e secondo la Boldrini, che ha esteso questa volontà di abolire tutto ciò che ricordi l'infausto ventennio, comprese opere architettoniche di grandissimo pregio. Come tutti sanno, quelli che hanno studiato minimamente la storia dell'architettura, l'ultima fase, diciamo, interessante per il nostro paese è stata proprio quella fascista, perché il Duce aveva radunato i migliori professionisti del ramo e aveva affidato loro la costruzione di edifici pubblici che sono tutti molto belli, distintivi, e abbatterli sarebbe veramente un delitto, come quello che periodicamente commette l'ISIS quando abbatte i monumenti importanti che non sono in sintonia con l'islamismo, con l'Islam. Insomma, siamo alla comica finale, perché un Presidente della Camera che si permette di dire certe stupidaggini, credo che dovrebbe avere il buon gusto, quando qualcuno glielo fa notare, di andarsene a casa, magari di aprire una boutique invece di stare alla Camera a dirigere i lavori. Eh sì, perché da una Presidente della Camera ci aspettiamo dell'altro, tipo che faccia funzionare quelle aule, scusate, non certo che butti giù i palazzi o si occupi di mille questioni che nulla c'entrano con il suo ruolo. Ma c'è stata la criminalizzazione di questo signore che goliardicamente nel suo stabilimento balneare ha messo delle scritte che potevano in qualche modo richiamare all'ordine, alla pulizia del ventennio. Questo è stato messo in croce, pare un pericoloso assassino, tutti a dargli addosso. Sì, perché praticamente lo accusano di contribuire alla ricostituzione del partito fascista. Figuriamoci, il fascismo è morto 70 anni fa, come sa chiunque, e non c'è anima che abbia intenzione di rimetterlo in piedi. Non ci sono movimenti popolari che possano essere considerati minacciosi per la democrazia, e lo stabilimento balneare di questo signore in realtà è una struttura che funziona molto bene, molto frequentata, e quindi è un'attività economica che va tutelata, altro che chiuderla, perché sono esposti 2 o 3 cartelli, peraltro che non hanno niente a che vedere col fascismo, tant'è che uno in particolare mi ha fatto ridere perché dice che in quel bagno c'è un'alta densità di gnocche, e non mi pare che la gnocca sia o fascista o comunista o democristiana. La gnocca è la gnocca, e ci sono persone, per esempio il sottoscritto, che ha un debole per la gnocca, non so tu, ma insomma non mi sembra di commettere dei reati. La gnocca fascista io non l'ho mai vista.
Ecco, nessun reato... Forse è nera, non so come. Forse è nera. Nessun reato. Tu non frequenti le spiagge perché tu, insomma, sei allergico a tutte le abitudini più pessime Sì. degli italiani, tipo sdraiarsi in una spiaggia a non fare un cazzo tutto il giorno. Tu non le frequenti. Però se le frequentassi sapresti... No, dicevi? No, dico, se le frequentassi... No, io non ho parlato. Ah, ok, ok. E io sento le voci ogni Sì. tanto. Senti, no, ti dicevo, se le frequentassi sapresti che sono pieni di ogni tipo di lazzarone che cerca di vendere mercanzia, chi cerca di rubare portafogli. Non è male chiedere ordine nelle spiagge, se uno lo fa nel suo stabilimento fa solo del bene e protegge le famiglie anche, no? Ma sono assolutamente consapevole di quello che hai appena detto. So benissimo che le spiagge spesso sono dei porcai veri e propri, dove succede di tutto, ma l'ordine pubblico, la sicurezza non sono nella testa dei nostri governanti, se ne infischiano e pensano al fascismo perché non essendoci è molto più facile combatterlo. Combattere i fantasmi è un'attività da imbecilli. Ecco, hai detto tutto. Una volta chi combatteva i fantasmi andava in manicomio, adesso va in Parlamento. Fantastico. Oh, ne tiri fuori delle belle, ma anche Renzi non scherza perché ha proposto, come ricordavi tu, oggi proprio sul Libero, le Olimpiadi a Napoli, che combatterebbe contro Barcellona. Ma come si fa a fare le Olimpiadi a Napoli? Ma anche questo credo che sia un turbamento estivo dovuto alla calura, perché si può dire di tutto Renzi meno che sia stupido, e chissà cosa gli è passato per la testa e ha fatto questa proposta assurda, anche perché per fare le Olimpiadi sono necessarie delle strutture sportive molto importanti e molto costose. Non abbiamo una lira, siamo pieni di debiti, Napoli ha 1000 problemi, penso che caricare a questa città che ha molte piaghe anche il bordello delle Olimpiadi sarebbe un delitto da punire severamente. Senti, parliamo di cose un po' più leggere. Salvini aveva una fidanzata, una compagna, la conduttrice Rai Isoardi, che è stata sorpresa da un noto settimanale a baciarsi con un altro. Questa cosa credo appassionerà gli italiani, anche perché è una delle poche cose della politica che si capisce, una che fa le corna all'altro, insomma. Per il resto la politica... Come vedi sta vicenda? Sì, commentamela sì. un po'. Ma io penso che intanto è necessario accertare che si tratti di un bacio non di tipo amichevole ma di tipo erotico. Se fosse un bacio di tipo erotico comunque io non sarei, diciamo, tra quelli che si indignano, per l'amor di Dio. Chiunque... Non dico che abbia tradito, perché il termine tradire è eccessivo quando si riferisce a questioni sentimentali. Mi pare che questa signora al massimo abbia diversificato, non credo che sia un delitto, insomma. A noi piacciono le donne e alle donne piacciono gli uomini e qualche volta cedono alla debolezza. Non so, anch'io ho ceduto molte volte alla debolezza e devo dire che non mi sento un criminale per questo, e mi sembra che Salvini abbia reagito bene. In sostanza, come risulta dal titolo sul nostro giornale Libero, Salvini se ne sbatte anche se la fidanzata ha baciato un altro. Credo che magari la scoperà lo stesso anche se ha baciato un altro. D'altronde ormai per trovare le vergini bisogna frequentare gli asili o i Kinderheim, non le trovi più. Tra l'altro mi domando come facciano gli islamici a illudersi di trovare
per ciascuno di essi 77 vergini in paradiso. Ma dove le prendono le vergini? Solo gli islamici sono in grado di trovarle. Ma siccome Salvini non è un islamico, per fortuna non sta lì a vedere se la Isoardi è vergine, quasi vergine, ha mai baciato qualcuno oppure ha fatto, come si dice volgarmente, delle corna. Ma chi non ha fatto le corna è un cretino. Senti, ma se ti capitasse la Isoardi che ti vuol dare un bacino, a parte che non ho capito la differenza tra bacio normale e bacio erotico, perché un bacio è un bacio, l'erotico forse con la lingua, poi me lo spieghi. No, te lo spiego. Spiega. Ecco, intanto lo spiego, perché il bacio che si dà quando incontri, io non bacio nessuno perché mi fa orrore, ma spesso, no, trovi qualcuno che ti dà dei baci che sono di saluto, no? E per quei baci non si usa la lingua, mentre il bacio erotico senza lingua non è un bacio erotico, ma è una manifestazione di affetto molto superficiale. Ecco perché io ho fatto questa distinzione, ma credo che chiunque lo sappia, a parte te. Tutti gli altri lo sanno. Ho capito, però ho visto che si baciavano sulla bocca, pensavo ci fosse anche la lingua. È inutile baciare sulla bocca se non metti la lingua, no? No, stiamo giocando. Questo lo sospetto anch'io, sì. Stiamo giocando. Ecco, ma tu la baceresti la Isoardi se lei ti facesse delle avance? Subito, non esiterei un istante, perché è una bellissima donna e quando sei davanti a una bellissima donna la prima cosa che ti viene in mente è quello di scoparla, non solo di baciarla. Non so, io forse dico delle cose che scandalizzano, ma non è il mio intento. No, ma io guarda... Sono realista più... ma guarda che la gente apprezza di te il fatto... La gente apprezza di te il fatto che non fai tanti giri di parole e rendi chiaramente il concetto. Hai reso perfettamente. Ma d'altronde io penso che sia così. Parliamo vediamo. Parliamo di altro. Parliamo di Bossi, poveretto, che è stato anche condannato perché, insomma, 2 anni e 3 mesi, perché aveva usato per sé i soldi del partito. Lui ha gridato al complotto. Un tuo giudizio su questa vicenda, che non interessa a nessuno ovviamente? Ma io penso che la giustizia sia forte con chi è diventato debole e Bossi è diventato debolissimo, quindi è facile accanirsi su di lui. Gli hanno inflitto una condanna a oltre 2 anni di galera, tutto sommato senza prove. Io non le ho viste queste prove, quindi non sono contento che Bossi abbia subito questa ingiustizia e mi auguro che in sede di appello tutto possa sciogliersi in una risata, perché d'accordo, qualche scorrettezza potrà essere stata commessa, ma non so se sono scorrettezze che sfociano in reati gravi. Io sono convinto che si poteva anche sorvolare su queste stupidaggini. Allora, direttore, un attimo di pubblicità e poi torniamo. Preciso sempre con gli amici da casa che noi abbiamo delle difficoltà a parlarci perché c'è un normale collegamento dove l'audio, come succede in tutte le televisioni, arriva con qualche secondo di ritardo. I due sono ancora freschi e non ricoglioniti, sia Feltri sia il sottoscritto. Lo diciamo sempre per chi vorrebbe spegnerci. Ecco, torniamo dopo la pubblicità.